Aiutare le donne a decifrare e a riconoscere questi alert proprio per evitare che poi la situazione si complichi e possa andare verso una definizione diversa. Quindi ecco che la nostra attenzione è proprio quella di far sì che le persone siano consapevoli che ci sono degli atteggiamenti e dei comportamenti che possono essere spia di un qualcosa di molto più grave. E quindi dobbiamo aiutarle tramite questo opuscolo a riconoscere quelle frasi, quelle situazioni anche che si vivono nella quotidianità, ma che non devono essere considerate normali se non sono rispettose. E quindi abbiamo pensato ad una guida fatta di esempi molto semplici, molto quotidiani, dove appunto il senso è proprio quello di potersi identificare, a diventare consapevoli e di conseguenza riconoscere appunto gli alert e attivare semmai quelli che sono i percorsi di intervento. Ecco, quindi siamo dinanzi ad un lavoro che è soltanto il tassello di un puzzle molto più ampio che ha appunto come cornice di riferimento il valore reciproco e quindi del rispetto tra le persone e delle persone.